Spesso, quando si parla siciliano, si vede che la lingua è simile assai all'italiano. Ogni tanto pare italiano con cambiamenti di suoni, ma ci sono qualche nicchie cose che mettono la lingua a parte. Una di queste cose strause è cosa succede quando si lia il pronome diretto a un verbo non coniugato. Aspettate, non vi scantate, vi faccio qualche esempio. Immaginate che io un canolo e sono pronto a mangiare sto canolo. In italiano dico vado a mangiarlo. Lo ca rappresenta sto canolo. Sto lo è un pronome diretto. E se lia o verbo mangiare è persimo a e finale. Non si dice mangiarelo in italiano, ma in siciliano di solito manteniamo sto i finale quando qualche cosa viene liato o verbo. Dunque, in siciliano gli studenti vanno dire questo a così, voglio a mangiarlo. Ma questo spagato è. A essere, voglio a mangiarlo. Oppure, meno formale, ve mangiarlo. E senza a ri finale do verbo. Un altro esempio. Va chiamala. Va chiamala. In questo caso va è a forma corta di vai. Va con apostrofo. Questa non è la stessa cosa di doppi verbi coniugati come va a chiame, tuo frate. C'è un altro video che parla di chi. In siciliano i nostri pronomi diretti su questi. Mi, ti, u, a, ni, vi, i. Mi, ti, u, a, ni, vi, i. Mi, ti, u, a, ni, vi, i. Mi, ti, u. Ma sta cosa mette solo con u, a e i. Mai con mi, ti, ni e vi. Se voglio a portare un amico a casa, posso dire voglio a portarlo a casa. E se sta amico ni va a portare a casa, a ma dire iddu va a portarmi a casa. Un si perde sta ri. Si dice iddu va a portarmi a casa. Portarlo, portarne, portarlo, portarne. Con altri verbi liati si mantiene a ri finale del verbo infinito, come iddu ave a portare millo o io vado a portare cielo, ma con pronome diretti a ri finale sparisce. E si lia o pronome diretto o verbo quando è u, a o i. È una cosa tipica assai do siciliano e sa insegnarlo per sapere parlarla buono a nostra bella lingua. E non siamo soli con questa regola, pure in portoghese si fa quasi la stessa cosa. Eu vou comprar os livros mais tarde. Adiventa, eu vou comprá-los mais tarde. Ela quer ver o Paulo ainda hoje. Adiventa, ela quer vê-lo ainda hoje. Ma questo non è Learn Portuguese with Nick. Solo per farvi capire che il siciliano non sempre funziona come l'italiano, ma ogni tanto fa cose che vediamo in altre lingue neolatine in tutto il mondo. Il siciliano ha essere lingua co-ufficiale in Sicilia. Assa bene dica!